Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Bearzi all'insegna della sicurezza e del diritto all'occupazione. A Lorenzo Parelli e alle altre vittime sul lavoro verrà dedicato il 1° maggio. La formazione è essenziale, ma va riscritto il futuro della sicurezza sul lavoro. I genitori di Lorenzo, colloquio privato con il Capo dello Stato per riaffermare che simili tragedie sui posti di lavoro non accadano mai più. Sarà un 2022 da record per il mondo delle crociere del Friuli Venezia Giulia. Venezia appare sempre più lontana dai radar delle grandi compagnie. Nessuna competizione tra i due scali, ma si parla di possibili collaborazioni. Con l'allentamento delle restrizioni, dopo 2 anni torna Men vs Frico. La sfida che per chi mangia più porzioni del piatto tipico friulano nel minor tempo. Si riparte da Tarcento. Buone notizie per Cioffi, già a carica per il poker esterno. La Fiorentina udinese ritrova Pereira dopo lo stop. L'argentino è l'unico della rosa ad aver segnato ai nerazzurri. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione serale di Telefriuli. In apertura oggi del nostro telegiornale la visita del Capo di Stato Sergio Mattarella al Bearzi di Udine, dedicato a Lorenzo Parelli, lo studente morto l'ultimo giorno di stage, e a tutti coloro che hanno perso la vita sul lavoro il 1° maggio di quest'anno. L'omaggio da parte così del Presidente della Repubblica che oggi ha visitato le aule e il centro di formazione dell'Istituto Salesiano. Vediamo. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto, una necessità. Assicurarla è un dovere inderogabile. Questa esigenza fondamentale sarà al centro della cerimonia di dopodomani, 1° maggio, al Quirinale. Ma quest'anno anticipiamo qui la celebrazione della giornata del lavoro, in omaggio a Lorenzo e a tutti coloro che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro. Parte da Udine, dall'Istituto Salesiano Bearzi, la scuola frequentata da Lorenzo Parelli, 18enne morto durante l'ultimo giorno di stage, l'appello del Capo di Stato Sergio Mattarella ad evitare altre morti sul lavoro. A Lorenzo e a tutti coloro che hanno perso la vita in simili circostanze viene dedicato questo 1° maggio. Mi è accaduto quel che non può accadere, quel che non deve accadere. La morte di un ragazzo, di un giovane uomo, con il dolore lancinante e incancellabile che l'accompagna, ci interroga affinché non si debbano più piangere morti assurde sul lavoro. Un discorso durato 15 minuti, quello del Presidente della Repubblica, tanti temi toccati ma un unico filo conduttore, il diritto al lavoro, purché in sicurezza, lavoro che va garantito ai giovani, il nostro futuro. I diritti sui posti di lavoro, sovente non sono i giovani al centro delle preoccupazioni e quando è così è un atteggiamento sbagliato. Il ritardo, un ritardo che ci mette in coda alle statistiche europee, con il quale gran parte delle nuove generazioni riesce a trovare un'occupazione, non è condizione normale. Al centro deve esserci la formazione, i percorsi d'ingresso al mondo dell'occupazione, quei percorsi di stage che dinanzi alla morte di Lorenzo erano stati duramente criticati e che Mattarella difende. Sono quindi apprezzabili i percorsi che accompagnano i giovani a entrare nel mondo del lavoro. La formazione può aiutare a colmare divari importanti. Non abbiamo tempo da perdere. Qualificare le professionalità, sostenere nuovi profili, aggiornare le competenze lungo tutto l'arco della vita lavorativa, così una comunità può progredire. Il dovere di riscrivere nel futuro la sicurezza sul lavoro, l'impegno affinché simili tragedie non accadano mai più. Questo è stato al centro del colloquio privato tra Mattarella e i genitori di Lorenzo Parelli. Sentiamo i genitori. Penso sia un segnale importante per tutti la presenza di Mattarella specifica qua a Udine per ricordare Lorenzo. Un gesto di grande umanità, così i genitori di Lorenzo hanno definito la visita del Capo di Stato Sergio Mattarella al Bearzi, un incontro privato, loro, non ripreso dalle telecamere, in un'aula del centro di formazione. C'è stata vicinanza alla nostra vicenda e c'è stato impegno, indubbiamente, perché è un messaggio forte, quello del Presidente, e in nome di Lorenzo credo che il futuro sia da
da riscrivere in qualche modo, da modificare. Al centro del breve colloquio la sicurezza sul lavoro, affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il nostro scopo oggi, e anche credo quello del Presidente, era proprio questo, quindi c'è stata molta chiarezza e molto impegno, oltre alla vicinanza che non è da poco. E ora ripercorriamo la visita di Mattarella a Udine, un arrivo di festa, in festa tra i bambini e i ragazzi del Bearzi, proseguito poi con la visita alle officine del centro di formazione. Sono stati i compagni di classe poi a ricordare dal palco lo stesso Lorenzo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Sono Emanuele Basso della Terza Motoristica e do il benvenuto all'interno della nostra officina. Grazie. La visita alle officine parlando con gli studenti, sentendo dalla loro voce le esperienze, così il presidente Mattarella ha reso omaggio al Bearzi, l'arrivo alle 11 tra due ali festanti di bambini, ragazzi che lo hanno accompagnato con i canti salesiani e le bandierine. Sul palco, prima che prendesse la parola il capo di Stato, è stato Matteo Lorenzone a ricordare il compagno di classe Lorenzo Parelli. Anzi, aveva sempre voglia di imparare e scherzare con tutti. E dato che era molto bravo, capitava spesso di chiedergli un aiuto e lui era sempre pronto a darti una mano. In questi momenti, dove magari eravamo solo noi della classe, Lorenzo ci parlava del fatto che gli piaceva di più stare in azienda a lavorare rispetto che a stare a scuola. La sua memoria è ancora viva. È dura perdere un compagno, sempre dura. Però bisogna andare avanti. Lorenzo che ragazzo era? Era un ragazzo simpatico, un po' timido, ma era molto amichevole, si faceva buona compagnia insieme a lui. Sono momenti difficili, allarmanti e tristi, speriamo che il futuro sia al più presto migliore. Auguri per voi e per l'Ucraina, con tutta l'amicizia dell'Italia, per il vostro paese. Lo ha detto lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando durante la visita al Bearzi un gruppo di studenti ucraini. Mattarella ha manifestato la loro vicinanza e solidarietà. Benvenuti in Italia, ha aggiunto, con la speranza che possiate tornare presto. Nel frattempo siete ospiti, graditi con tutto l'affetto e il sostegno che possiamo esprimervi. E ora sentiamo le voci raccolte all'esterno dell'Istituto Bearzi, piena condivisione con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, soprattutto sul diritto al lavoro e sull'importanza della formazione degli studenti come percorso verso l'impiego. Siamo davvero felici di poterlo accogliere, di far vedere quella che è l'opera del Bearzi, di far vedere quanto la nostra opera educativa, la sua comunità educativa fa per i ragazzi, per l'incontro tra la scuola, il lavoro e per l'attività educativa in generale. Io ringrazio il Presidente della Repubblica di essere venuto a Udine, soprattutto in questa occasione molto particolare, a ricordare questo ragazzo vittima di un incidente nel lavoro. È un luogo importante e che non si deve chiaramente inficiare questo sistema di alternanza scuola-lavoro che aiuta i ragazzi a conoscere l'ambiente lavorativo. Veloce va bene, penso che è inevitabile, in attesa e questo secondo me dà ancora più significato a questa visita del Presidente della Repubblica, direi sia evidentemente per l'aspetto umano di vicinanza a una tragedia umana pesantissima, alla famiglia. È dovere di tutti noi quindi riportare le persone al centro dei percorsi formativi e di inserimento lavorativo, ricordando che l'esperienza è parte integrante della crescita. L'esperienza che si riceve dagli altri è quella che si matura in se stessi. L'amministrazione regionale è impegnata a facilitare l'accesso al mercato del lavoro dei giovani, donne, disoccupati, favorendo l'acquisizione parallela di competenze e esperienze. La disgrazia deve servire come monito per migliorare sul tema sicurezza e capire che cos'è che non ha funzionato, ma questo non deve mettere in discussione il learning by doing, imparare facendo, che è fondamentale in tutte le professioni. Il discorso del Presidente è proprio un po' legato al nostro mondo, il fatto che è anche importante fare stage, i nostri ragazzi devono andare in stage e ovviamente c'è la questione della sicurezza importante, però non dobbiamo rinunciare agli stage.
Si sono vissuti attimi di tensione questa mattina a Udine qualche minuto prima delle 11, a poca distanza dell'istituto Bearzi, e proprio al passaggio del corteo presidenziale una donna di mezza età si è posizionata a bordo strada con la bandiera italiana in mano. Al transito dei primi mezzi della scorta del Presidente della Repubblica la donna ha iniziato ad urlare "traditori, traditori". I 2 uomini della scorta hanno arrestato la marcia, bloccando la donna sul ciglio della strada e immobilizzandola. Nei confronti della donna, come conferma la questura, non sono stati adottati provvedimenti, è stata solo identificata. E ora voltiamo decisamente pagina. A Piazze Unite dalla richiesta di pace il 1° maggio. Per la festa dei lavoratori torneranno i cortei come prima della pandemia. In Friuli Venezia Giulia le principali manifestazioni si terranno a Cervignano, Pordenone, Trieste e Monfalcone. Sentiamo. Pace è il grido che il 1° maggio unirà tutte le piazze italiane, dove le manifestazioni si svolgeranno come prima della pandemia con i tradizionali cortei. In Friuli Venezia Giulia, alle piazze di Trieste, Cervignano e Pordenone, teatro da sempre delle celebrazioni per la festa dei lavoratori, quest'anno si aggiunge Monfalcone che raccoglie il testimone da Gradisca. Nella nostra regione interverranno 2 esponenti nazionali, rappresentanza di CGIL CISL UIL, Ivana Veronese della UIL che concluderà la manifestazione a Trieste e Giorgio Graziani della CISL che parlerà dal palco di Cervignano, mentre a Pordenone e Monfalcone chiuderanno 2 esponenti della CISL regionale, Pizzo e Monticco. Oltre al tema della pace e dell'emergenza umanitaria, saranno espresse le preoccupazioni per le ripercussioni economiche della guerra che sono già pesanti in termini di rallentamento dell'attività produttiva, con conseguenti ricadute sui lavoratori e per il forte impatto dei rincari in atto sul potere d'acquisto dei salari e delle pensioni. Per quanto riguarda il programma delle manifestazioni, a Trieste il corteo partirà alle 9 da Campo San Giacomo, a Cervignano dalle 9:30 si snoderà da via Garibaldi a Piazza Indipendenza, a Monfalcone il ritrovo è fissato alle 10 in Piazza della Repubblica, mentre a Pordenone i manifestanti si ritroveranno in Piazza Martiri del Lavoro con partenza verso il municipio alle 10:30. Cambiamo argomento, non si sbilancia il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi sul tema delle mascherine a scuola e poi elogia i giovani nell'accoglienza dei profughi ucraini. Sentiamo. Il governo è molto cauto ed è molto prudente, lo stiamo facendo, abbiamo noi fatto delle scelte di fondo in questi anni. In questo anno abbiamo scelto, ad esempio, da settembre dell'anno scorso, di mandare tutti i ragazzi a scuola e ha visto che bene abbiamo fatto. Siamo cauti e siamo assolutamente prudenti, però su questo è il Ministro della Salute che detta le regole e ovviamente noi discutiamo, però mi sembra che sia questo, bisogna essere attenti. Al momento il governo ha prorogato l'obbligo delle mascherine fino al 15 giugno in classe, quindi fino alla fine dell'anno scolastico, per il prossimo ancora ovviamente troppo prematuro. Nella sua giornata triestina il Ministro ha anche preso parte al seminario di formazione dell'ANP, l'Associazione dei Dirigenti Pubblici e delle Alte Professionalità della Scuola, dove a introdurre i lavori è stata la Presidente regionale Teresa Tassan-Viol. Bianchi, oltre a elogiare presidi e docenti, ha anche elogiato i ragazzi per la capacità di accogliere i profughi dell'Ucraina in classe. Bisogna raccomandare ai nostri ragazzi di costruire la pace, soprattutto nei loro cuori. Noi abbiamo accolto oggi nel nostro paese, abbiamo ricevuto nelle nostre scuole più di 20.000 studenti. Di questi 17.000 li abbiamo già validati, cioè abbiamo già ricostruito il loro percorso. Siamo in un rapporto continuo col Ministero ucraino e quindi i nostri ragazzi capiscono che alla guerra si oppone questo percorso di pace. E ora la cronaca, un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Palse di Porcia in via Castellette per cause al vaglio della polizia locale. Attorno alle 16:30 un giovane di nazionalità cinese residente a Tamai di Brugnera nell'affrontare una curva ha perso il controllo della vettura, un Audi A7, dopo essere finito addosso a un palo telefonico è finito nel fosso. L'auto si è ribaltata in seguito all'impatto. L'uomo è comunque uscito da solo dal mezzo e ha riportato un lieve trauma cranico. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in ospedale in ambulanza all'ospedale di Pordenone per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco. E vanno avanti, anche se ancora invano, in località Ponte Antoi a Barcis, le ricerche della 57enne di Montereale Valcellina scomparsa da domenica 24 aprile. Ma solo con il personale dei Vigili del Fuoco, come stabilito oggi dopo una riunione operativa in prefettura a Pordenone. Le ricerche proseguono nelle acque del lago anche con il supporto dei sommozzatori del Nucleo regionale del soccorso subacqueo acquatico di Trieste con l'utilizzo di un gommone da rafting, una moto d'acqua e battelli pneumatici.
Il personale del nucleo regionale cinofili con operatori e cani dei comandi di Pordenone e Udine sta invece eseguendo le ricerche lungo i sentieri e le zone boschive non ancora battute. Come nei giorni scorsi tutto il personale impegnato nelle ricerche è dotato di strumentazione GPS che registra ogni singolo spostamento e la relativa traccia viene successivamente scaricata e registrata su apposite carte topografiche digitali. Restiamo a Pordenone, un uomo di 50 anni del capoluogo della destra Tagliamento è scivolato per una quindicina di metri mentre scendeva dal Monte Lodina in comune di Cimolais nelle Dolomiti friulane. Riportato politraumi agli arti, è stato recuperato dall'equipe dell'Elisoccorso regionale con un vericello di 35 metri. 6 tecnici della stazione Valcellina del Corpo Nazionale Soccorso Alpino erano pronti al campo base per supportare le operazioni. Il ferito è stato ricoverato all'ospedale di Pordenone. La situazione Covid oggi in regione registra 942 nuovi contagi attraverso 10.682 test complessivi, 285 casi sono stati rilevati attraverso 4.377 tamponi molecolari, 657 positività su 6.305 test rapidi antigenici. I pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva calano a 4, le persone ospedalizzate negli altri reparti Covid si riducono e risultano essere 155. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone anziane, sono 24.415 corregionali attualmente in isolamento. E ora parliamo di economia. La nuova governance di Civibank si deciderà il 25 maggio nel corso dell'Assemblea dei Soci con le liste contrapposte presentate da Sparcasse ed attuale CDA. Oggi la prima convocazione è andata deserta, mentre si è svolta regolarmente l'Assemblea dei portatori di warrant in mano ai soci storici che ha votato la loro trasferibilità. Servizio. Appuntamento rimandato al 25 maggio per decidere quale sarà la nuova governance di Civibank, approvare il bilancio e stabilire il compenso degli amministratori della banca friulana passata sotto il controllo di Sparcasse che attraverso l'OPA ha superato il 50% del capitale sociale. L'assemblea dei soci, fissata per oggi, mandata deserta e riaggiornata in seconda convocazione tra poco meno di un mese. Allora i nuovi azionisti stabiliranno anche il board futuro della banca di Cividale. In lizza ci sono la lista proposta da Sparcasse con a capo la manager Alberta Gervasio e quella dell'attuale CDA che ripropone al vertice l'uscente Michela Del Piero. Il cambio di quote, a netto favore della banca altoatesina, fa propendere per un esito già scritto a proprio favore. Oggi, non in presenza ma su delega, si è invece regolarmente svolta l'assemblea dei portatori di warrant che prevedeva una soglia del 20% ampiamente superata. L'assemblea ha votato a favore della trasferibilità dei warrant nell'ambito delle offerte pubbliche d'acquisto, come hanno sottolineato con soddisfazione i vertici di Sparcasse. Sull'OPA, le cui adesioni saranno possibili fino al 6 maggio, resta l'incognita legata ai ricorsi alla giustizia europea e italiana promossi dall'attuale CDA di Civibank che potranno produrre novità importanti in vista dell'assemblea del 25 maggio. Veniamo ora all'assemblea dei soci delle assicurazioni generali con la netta affermazione della lista proposta dal Consiglio di amministrazione uscente. Vince la linea di Philippe Donnet nel braccio di ferro ingaggiato da Francesco Gaetano Caltagirone per il controllo delle assicurazioni generali. L'Assemblea dei soci del colosso assicurativo ha dato la maggioranza alla lista proposta da CDA uscente, sostenuta da Mediobanca e dagli investitori istituzionali, che così ha battuto quella presentata dall'immobiliarista romano fra i principali soci del Leone Triestino, votata anche da Del Vecchio e Benetton. La lista di Donnet ha raccolto il 55,99% dei voti presenti in assemblea contro il 41,73% di quella di Caltagirone. Per la lista di Assogestioni ha votato l'1,93%. Il nuovo CDA sarà presieduto da Andrea Sironi, amministratore delegato sarà confermato Donnet. Ci saranno anche 3 candidati della lista del gruppo Caltagirone, fra i quali lo stesso Francesco Gaetano Caltagirone. La maggioranza, ha detto Donnet concludendo l'assemblea, si è espressa con chiarezza e senza alcuna ambiguità per il CDA proposto dal Consiglio d'amministrazione uscente. È una testimonianza di fiducia nel nostro team management e nel nostro piano. Negli ultimi 3 anni la fiera di Udine è stata caratterizzata da grandi novità. È il commento del sindaco di Martignaco Casali intervenuto alla conferenza stampa online sul bilancio di fine mandato di 3 anni dell'amministrazione di unico della fiera di Udine, Gorizia Lucio Gomiero, che ha un solo rammarico: non essere riuscito a organizzare una mostra dedicata esclusivamente al mondo delle biciclette.
Credo che ci possa essere nelle vocazioni fieristiche di questa regione o di questa città 3 temi importanti da presidiare. Uno, il tema del legno arredo design, quindi il nucleo su cui costruire e innovare a casa moderna con le cose che abbiamo fatto fino ad oggi e altre. Secondo tema è quello del cibo, del food e dell'agricoltura, ed è il motivo per cui abbiamo fatto anche Agriest 2023, questo ponte, no? Digitale verso quello che potrebbe essere un nuovo disegno di fiera, di evento, magari anche con qualche razionalizzazione con gli amici di Pordenone. La cosa che ci sarebbe piaciuto che non abbiamo fatto è proprio qualcosa legato al mondo della bicicletta, che potesse diventare un momento di esposizione, ma anche di interazione, di festa e di performance. Quindi non c'è un cambiamento, io sono uno degli attori della squadra che ha lavorato, ci sono i soci, c'è il team di fiera con Marzin e con Tripani, quindi di fatto insomma, se io smetto tutti gli altri continuano, quindi la squadra non cambia, basta, e quindi si può continuare. Sarà un 2022 da record per il mondo delle crociere del Friuli Venezia Giulia, mentre Venezia appare sempre più lontana dai radar delle grandi compagnie. Un piano per continuare a crescere collaborando e lavorando con Venezia. Il mondo delle crociere del Friuli Venezia Giulia, complice anche le difficoltà dello scalo veneto, sta crescendo grazie al lavoro di Trieste Terminal Passeggeri e già nel 2022, con l'allentamento della pandemia, si raggiungeranno le 200 toccate, un numero record che si traduce in 424.000 passeggeri che potrebbero aumentare quando verrà tolto il tetto del 70% di limiti degli ospiti a bordo. Il futuro per una volta si prospetta roseo e da TTP trapela un certo ottimismo. Alessandro Santi, presidente di Federagenti dal Sea Trade Cruise di Miami, denuncia che Venezia è ormai esclusa dagli itinerari delle principali compagnie croceristiche. Le 600 toccate annuali pre-pandemie sono quindi un miraggio tra la chiusura del canale della Giudecca e il Covid, con ricadute pesanti, visto che nella laguna la perdita di fatturato è stimata in 250 milioni di euro e 4.000 posti di lavoro. Gioco forza quindi si guarda a Trieste, visto che l'offshore potrebbe essere un miraggio e Chioggia ha dei limiti logistici. In FVG moli occupabili in contemporanea sono 4, i 2 della stazione marittima in pieno centro, l'Ormeggio 57 in Porto Nuovo e poi Monfalcone. Alla Bisogna se ne aggiunge un quinto, ma 4 è attualmente il tetto massimo. Per una volta nel recente passato, quindi, la Serenissima non è poi così serena e guarda a est per collaborare e non per occupare. 3 milioni e mezzo di euro, questo è l'avanzo del comune di Pordenone dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, risorse che saranno utilizzate per bloccare le tariffe ed evitare aumenti nel costo dei servizi. Il sindaco Ciriani però lancia l'allarme: dallo Stato soldi ai comuni o avremo le casse vuote. L'approvazione del bilancio consuntivo del comune di Pordenone si porta in dote un tesoretto di oltre 3 milioni di euro, soldi che in tempi complicati come quelli attuali permetteranno all'amministrazione di non toccare le tasse. L'avanzo batte circa 3 milioni e mezzo, dopo la pandemia adesso purtroppo ha fatto entrata in scena la crisi economica, la crisi energetica e anche quella delle materie prime. Questi soldi serviranno per bloccare la Tari, che è calata di anno in anno, soprattutto per le famiglie meno abbienti, e per bloccare il costo dei servizi alle persone, quindi gli asili, il trasporto scolastico, le mense. L'altro però aspetto importante è che questo comune ha continuato a calare il debito aumentando gli investimenti, quindi continueranno i cantieri pur diminuendo il debito, che è un dato estremamente virtuoso. Resta però il problema dei conti del comune, che senza aiuti statali rischia di rimanere a breve con le casse vuote. Purtroppo i bilanci di tutti i comuni, non solo quelli di Pordenone, e la voce è quella dell'ANCI, quindi del sindacato dei sindaci, questi bilanci hanno bisogno di un sostegno, di un aiuto. Lo Stato, accanto al doveroso aiuto alle famiglie e alle imprese, deve dare anche però un'occhiata ai bilanci dei comuni, che altrimenti rischiano di dover o aumentare la tassazione o tagliare i servizi. Quindi ci aspettiamo che nella prossima finanziaria almeno un pacchetto da 500-700 milioni sia destinato agli enti locali. Dall'odio in rete al guidare i giovani a fare scelte giuste, Parole ostili è tornata nella sua quinta edizione per cercare di supportare i ragazzi nelle diverse fasi della crescita. Dall'odio in rete alla guida per scegliere la propria strada, Parole ostili torna in questa quinta edizione dedicata alle scelte che possono essere fatte con la testa, la pancia e il cuore. Una stima quantifica l'1,5% del PIL nazionale, il mancato incontro tra offerta e domanda di lavoro, e per questo in questa edizione è stata lanciata la piattaforma Mi Assumo, gratuita, rivolta a docenti e imprese per aiutare i ragazzi dagli 11 ai 26 anni appunto a fare la loro scelta. Questa è una piattaforma che in realtà ha varie sfide, sai?
è da un lato quella di mettere in un'unica piattaforma ragazzi, insegnanti, genitori e mondo del lavoro. Ci saranno 4 account e ciascuno potrà interagire in maniera diversa e navigare in maniera diversa, anche se la centralità ce l'avranno sempre comunque i ragazzi. L'altra sfida è quella di far conoscere finalmente ai ragazzi le professioni in un unico luogo e magari raccontate da più voci, perché su questa piattaforma la diversità sarà una ricchezza e quindi proveremo a coinvolgere quante più associazioni, aziende e istituzioni vorranno essere presenti. E infine la grande sfida è quella di accompagnare i ragazzi dagli 11 anni fino ai 26. Andiamo a una notizia curiosa, sarà sfida all'ultima porzione. Torna infatti la gara per i divoratori del piatto tipico friulano, Men vs Fricco. Dopo 8 anni risulta ancora imbattuto il record raggiunto da Anaconda. Sentiamo. Tra le iniziative più curiose che potranno tenersi in pubblico grazie alla rimozione dell'obbligo del distanziamento, tornerà a breve la sfida tutta friulana intitolata Men vs Fricco, gestita dall'instancabile Arnaldo Zorzetto. Questa mattina è stata infatti annunciata la prima gara del 2022 che si terrà all'osteria La di Pevar domenica 29 maggio alle 12 e vedrà come da tradizione 9 concorrenti ingozzarsi fino all'ultimo boccone. Vince chi mangia 9 porzioni di fricco da circa 200 grammi l'una nel minor tempo possibile. Detentore del record assoluto è Marco Giorgiutti, noto al pubblico con il soprannome di Anaconda, pseudonimo che gli fu affibbiato proprio negli studi di Telefriuli per il suo particolare modo di ingurgitare la pietanza, una tecnica che gli permise nel 2014 di mandar giù 1,5 kg di porzioni in soli 3 minuti e 7 secondi. Dopo 8 anni e 380 partecipanti, il primato di Anaconda è ancora là in attesa di essere infranto. Al termine del notiziario ci sarà il telegiornale sportivo. Buone notizie ci sono per Mister Cioffi, parliamo di Udinese, già carica per il poker esterno alla Fiorentina. L'Udinese ritrova Fati Pereira dopo lo stop, se ne parla tra poco a Sport FVG. Spazio anche al basket con un acquisto in chiave playoff per la Web Gesteco Cividale e alla pallamano. La Jolly Campoformido domani si gioca la finalissima per la promozione in A2. Vi ricordo anche l'appuntamento questa sera di Screenshot alle 19:45. Nei nostri studi ci sarà la capogruppo del PD alla Camera, Deborah Serracchiani. Questa era anche l'ultima notizia. Vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti.